Nella mia vita professionale ho incontrato colleghi in università che sono ottimi ricercatori, grandi scienziati. Mi è capitato poi di incontrare anche colleghi che sono molto forti da un punto di vista istituzionale, delle politiche universitarie, e infine ci sono colleghi che sono molto forti da un punto di vista economico, nella capacità di attrarre e mettere a terra finanziamenti per l'Ateneo. Raramente mi è capitato di incontrare colleghi che siano capaci di racchiudere queste tre caratteristiche insieme. Michele Tansella aveva queste caratteristiche, aveva una grande forza scientifica, una grande forza istituzionale e una grande forza economica. Coraggio. E questa è la parola che scelgo per ricordare Michele Tansella. Non solo il grande studioso, il leader riconosciuto a livello internazionale, ma l'uomo capace di compiere scelte decisive nei momenti più difficili. Negli anni a cavallo dell'applicazione della legge 180, mentre gran parte dell'Accademia Universitaria Italiana restava incerta o ostile, Michele seppe guidarci con coraggio e visione nell'adesione piena alla riforma psichiatrica. Fu lui a volere e organizzare qui a Verona quella festa nel parco dell'ex manicomio dove oggi sorge il nostro centro di salute mentale. Una festa che intitolammo 180 farfalle contro il vecchio drago nero, a simboleggiare la speranza contro l'oppressione manicomiale. Quel giorno e quei passi li dobbiamo anche al suo coraggio e lo ricordo così, con gratitudine e con rispetto profondo.